La nuorese a Dorgali ha conquistato la 7ª vittoria consecutiva in campionato e consolida la prima posizione. Le seguitrici sono a 6 lunghezze di distanza e i verdi-azzurri sono virtualmente campioni d'inverno. Tra i protagonisti di questo esploit c'è Fabio Cocco, centrocampista col vizio del gol che finora ha realizzato 7 reti. È stata una vittoria importante perché comunque dovevamo ripeterci, soprattutto dopo la partita di Valle d'Oria. Siamo andati su un campo difficile come quello di Dorgali, dove tante squadre sicuramente avranno difficoltà e siamo riusciti a portare via 3 punti anche giocando un buon calcio, penso. Si può parlare di campionato chiuso oppure ci sarà ancora da lottare? Beh no, 6 punti sono niente, considerando che mancano ancora 17-18 giornate, quindi penso che i conti li dovremmo fare intorno alla quart'ultima, quint'ultima giornata. Penso che però stiamo facendo molto bene, soprattutto questo filotto di vittorie che abbiamo fatto ci ha portato ad avere un distacco che per ora ci consente di stare tranquilli. Per lei una stagione positiva, 7 gol, vice capocannoniere dietro Palumbo, un apporto costante al gioco della squadra, un bilancio di questo primo scorcio di stagione. Sì, sono molto contento anche perché comunque per me è un motivo d'orgoglio riuscire a fare bene nella mia città, soprattutto perché comunque in squadra ci sono tanti ottimi giocatori con il quale fa molto piacere giocare, comunque sono tutti grandi amici, quindi penso che questo sia motivo d'orgoglio ancora di più per me per continuare a fare bene. Mancano 2 giornate alla fine del girone di ritorno, pensate di concludere in bellezza questo 2012? Beh, sicuramente noi dobbiamo fare punti, già domenica contro l'Ardara sarà una partita delicata dove dobbiamo per forza fare i 3 punti per mantenere almeno questo distacco di 6 punti. Poi nel 2013 speriamo di ripetere quello che stiamo facendo di buono.